J'aime vous voir en vos cadres ovales, portraits jaunis de belles du vieux temps, tenant en main des roses un peu pâles, comme il convient a des fleurs de Saint-Anne. A spanne io amo vedervi nei vostri dipinti ovali, ritratti ingialliti di belle dei vecchi tempi, dei tempi andati, che tengono in mano delle rose un po' appassite, come si conviene a dei fiori di 100 anni. Questo è un piccolo frammento di una poesia di Théophile Gautier che esprime la bellezza malinconica dei ritratti a pastello del Settecento, un ricordo di grazie appassite, di fiori ormai senza profumo, di amori defunti. Il vento d'inverno del romanticismo ha fatto morire garofani e gigli. Tuttavia i ritratti sorridono ancora al ricordo di galanti ormai morti. Nostalgia per mode frivole e sensuali, curiosità per psicologie che si esprimono con sorrisi manierati, ripiegamento su di un mondo galante di fragili grazie spazzate via dalla rivoluzione, ma esistenti ancora nelle testimonianze dell'arte, senso del transitorio e della felicità che finisce in tragedia. Il sogno della pittura galante e graziosa, che di fronte a tutta l'Europa era rappresentata dai pittori veneziani del Settecento, non fu ripercorso dalla cultura italiana del romanticismo e solo tardi, con la spinta di interessi folcloristici o antiquari, venne riscoperto e diventò il tema favorito dai pittori che dipingevano crinoline, balli e mascherate. In Italia nessuno nel corso dell'Ottocento parla del pastello, nessuno della miniatura, e l'artista che aveva rivelato all'Europa le nuove possibilità di queste arti, vale a dire la veneziana Rosalba Carriera, la grande artista del Settecento veneto, giace nei ghetti femminili della pittura delle donne e delle donne nella pittura. Fu solo più tardi, nel Novecento, che troviamo un vero e proprio lapidario giudizio critico, quello di Roberto Longhi, che considera Rosalba Carriera un'artista degna di figurare accanto ai grandi della pittura francese, ai Watteau, ai Chardin, ai Perronneau. Scrive Longhi che Rosalba seppe esprimere con forza impareggiabile la svaporata delicatezza dell'epoca. Le si presentavano come modelli le gentildonne più svaporate d'Europa, ma Rosalba riusciva sempre a intravedere un viso, a sentire una variazione minuta di temperatura interna, dove non sembrava esservi che un piumino stinto di cipria e di rossetto. Questo, dice Longhi, ripeto, mi pare un segno di forza. C'è quindi della forza anche nella levità. Questo è un brano tratto da Rosalba Carriera, a cura di Bernardina Sani, alle Mandi Editore.